Buongiorno a tutti e grazie per essere ancora con noi per questa chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi abbiamo un'amica, Nicoletta. Ciao Nicoletta, Ciao Adele, buonasera a tutti. che è qui con noi perché Nicoletta, oltre ad essere mia amica, è stata anche una studentessa di nuova pedagogia, ha finito il percorso di scuola Agire ed è un'insegnante di biodanza. Per cui ci è sembrato giusto invitarla per questa chiacchierata proprio per parlare del ruolo della danza che avrà nel mondo che verrà. Anche perché Nicoletta terrà con noi un laboratorio di cui ci parlerà insomma alla fine della nostra intervista. Nicoletta, allora, qual è il ruolo della danza secondo te nel mondo che sta quasi per arrivare, che verrà, cioè domani? Beh, allora la danza, nel suo significato originario, no, che è proprio un movimento pieno di senso, perché è un movimento che sgorga dalla persona che sta danzando, da ciascuno di noi quando danza. E quindi non è intesa come un movimento strutturato che ha dei passi precisi, no, ma è proprio una connessione profonda con il suono, diciamo, con la musica. Potremmo dire con il suono esterno e con il suono interno, quindi con il proprio suono, no? Con questo incontro, ecco. E allora credo che nel mondo che verrà sia necessario, sarà necessario dare più spazio alla danza in questo senso originario, no? Di connessione con se stesso più profonda con l'altro, perché d'altronde questo era il senso nell'antichità, no? O meglio presso tutti i popoli e ancora diciamo i popoli che hanno mantenuto le loro tradizioni più antiche, ehm, si riconoscono dalla danza, da come danzano, no, per Okay. cui per esempio i boscimani, si dicono quando incontrano un'altra persona di un'altra tribù, non chiedono di che tribù sei, ma chiedono: "Tu come danzi?" Mh-mh. E quindi credo, non credo, sento che sia tanto importante questo nel futuro, no? Anche pensando alla mia piccola esperienza, che ormai non è neanche tanto piccola perché è fatta di tanti anni, ormai di 25, Mh. 96, ogni tanto perdo Mh. il coso, il senso del tempo, che per me è stato un rincontrarmi o un incontrarmi, non so, è anche un evolvere attraverso la danza. La Certo, danza che non è solo un atto individuale, è un atto sociale, certo. è un atto comunitario. E Ehm quindi sì, dimmi. Il motivo per il quale noi, tu lo sai, noi di Scuola Agire abbiamo introdotto anche il laboratorio di danza è proprio perché, crediamo con la nuova pedagogia, insomma i principi della nuova pedagogia ci fanno capire l'importanza dell'arte all'interno di un percorso pedagogico, no, perché l'arte, implementa la naturale creatività che ha l'essere umano che, diciamo ha poco spazio all'interno dei programmi della scuola tradizionale. Sì. Quello che la domanda successiva quindi che ti arriva è questa: tu che sei anche un'insegnante della scuola, pubblica, che cosa stai facendo nel presente per implementare questa visione che hai della funzione della danza? Allora, io ho sempre unito, l'arte, e soprattutto la danza, diciamo il movimento danzato, nel mio modo di fare scuola. E quindi io sono insomma, faccio, anche l'insegnante di inglese nella scuola pubblica, nella scuola primaria, e quindi io ho insegnato attraverso la musica e il movimento. Bello. Insegno così. Per questo che in questo periodo non ho aderito alla diciamo a una forma, educativa differente, dove i bambini devono stare fermi, perché io Mh. non posso fare il mio lavoro con i bambini non possono apprendere stando fermi, Già. no, e quindi, l'esperienza non poteva essere, assolutamente completa, cioè non poteva essere. E quindi io ho deciso di non partecipare, di tirarmi fuori, okay? Certo, Una forma di certo. protesta, chiamiamola come
Certo. E quindi assolutamente il ruolo della danza nell'educazione, dell'arte in generale, di tutte le arti, no, di tutte le arti, che poi le arti sono quei linguaggi che ci servono per esprimerci, per crearci proprio, no, parlando di autopoiesi. Se noi non abbiamo accesso a questi linguaggi, la nostra, autocreazione non avviene un altro tipo di creazione, quella che vorrebbero che è giusta per noi, ma che è incompleta, che non è realmente l'espressione di tutta la ricchezza che abbiamo, di cui siamo portatori. E quindi togliere l'arte dall'educazione è un delitto ontologico. Mh. Vero, verissimo. Ma, a questo punto, io sto cercando di immaginare com'eri tu da bambina. Quando hai Ah, hai capito, quando hai fatto questo scatto, in cui hai capito che ti saresti dedicata a diciamo a questa forma d'arte che è la danza? ma io non ho ricordi da bambina per cui pensavo a questo, no, però riguardando dei vecchi quaderni di scuola, nei miei quaderni di scuola c'era scritto che io da grande avrei voluto fare o la maestra o la pediatra. Però dico questo e dico anche che io sono cresciuta giocando in campagna. E quindi, sono cresciuta in modo molto libero. Tant'è che quando mi hanno provato a portarmi alla scuola materna i miei genitori, io mi son terrorizzata e non ci hanno più riprovato, no, cioè il fatto di stare in un luogo chiuso, dove tutto era organizzato, per me è stato me lo ricordo, quello me lo ricordo, vedi. Comunque, diciamo che per me il movimento è sempre stato molto importante, no, la possibilità di andare in bicicletta, di fare tutti i giochi, quelli con la fune, i giochi all'aperto che facevamo, eravamo tanti bambini, andare in campagna, costruire le capanne, cioè Mh. fare, muoversi liberamente, ecco. E Gardner credo direbbe Gardner direbbe che la tua è un'intelligenza cinestesica. e lo è, cinestesico musicale. Mh. E quindi sicuramente quando ho incontrato la biodanza, cioè questa possibilità di danzare, no, in connessione con me stessa, eccetera. In generale tutta la danza mi ha sempre affascinato, però, la libertà, mh, danzare nella libertà di essere, ecco. Mi viene da dire così, questa è un'altra per me è stata un altro salto. Sì, E un questo io l'ho switch. scoperto intorno ai 30 anni. Mh. Quindi ho sempre fatto altre esperienze di danza, diciamo organizzata, però la biodanza l'ho incontrata a 30 anni ed è stato un innamoramento, proprio Mh. ho trovato il mio ambito, no, Sì. come quando entri in una casa e dici: "Ecco, questa qua sto bene". Ma infatti Ehm, lo è stato anche per me, perché quando, abbiamo strutturato il percorso di Scolagire ci siamo chiesti, le arti che volevamo proporre con laboratori ma quale tipo di arte? Cioè la danza è una cosa immensa e quindi eh, abbiamo deciso appunto di, che ne so, per il teatro evolutivo, per la musicoterapia, per la pittura, il laboratorio di Arno Stern, il Clolier, e per la danza ci è sembrato più vicino ai principi della nuova pedagogia proprio il metodo di Rolando Toro, cioè della biodanza. Quindi anche per noi, per me è stato un innamoramento, capito? sì, Rolando è stato uno dei geni, cioè nell'ambito della danza secondo me lui è stato un geniale, nel senso che chiaramente, lui ha attinto da tanti, studiosi di danza, anche coreografi, eccetera, però in realtà il suo sistema è stato creato da lui, nel senso che lui ha preso il meglio, di ogni visione,
o meglio di tutte le arti e anche le scienze, no? Che hanno dato rilievo alla vita, cioè a tutte quelle attività o a quei campi della conoscenza che mettono in risalto la vita, cioè che mettono più vita nella vita. Ecco. E quindi anche con gli Biocentrica, una visione biocentrica. una visione biocentrica, Mh, assolutamente. E mh. quindi di tutti questi diciamo studiosi con una visione biocentrica, lui ha creato questo sistema dove ogni danza, ha un significato vitale. Quindi non ci sono danze che sono, come dire, pensate in ottica di chissà che, ma semplicemente di Bene. gesti vitali, quindi che ne so, proteggere la vita piuttosto che l'incontro con l'altro, piuttosto che insomma tanto altro, coordinarsi con l'altro a ritmo, cioè chiaramente la biodanza ha un'impronta sociale molto e comunitaria molto marcata. Mh-mh. E, Eh, allora ci potresti magari, visto che siamo in chiusura, illustrarci a grandi linee questo tuo laboratorio che farai a Campo Tagore in Ogliastra il 6 e il 7 agosto, sabato e domenica, più o sì. meno, diciamo che cosa qual è l'intento di questo, diciamo, intensivo che dedicheremo proprio alla danza? Allora io ho subito pensato alla diciamo a un laboratorio sulla linea della creatività, che è uno dei grandi potenziali, umani, insieme alla vitalità, all'affettività, alla trascendenza e alla sessualità anche. Ho pensato alla creatività perché, per Rolando la creatività era proprio la linea dell'espressione Mh-mh. e della autocreazione, della co-creazione. Che cosa vuol dire? In realtà, come diceva lui, la più grande opera d'arte che noi possiamo realizzare è la nostra vita, cioè, come dire, creare, la nostra vita esattamente come, ci calza, no, come ci serve di espanderci nel mondo e di svilupparci e di evolvere nel mondo, quindi dare forma alla nostra vita e noi siamo gli unici che possiamo fare questo, non lo può fare nessuno per noi, no? E Certo. quindi per fare questo, in questo laboratorio, attraverso appunto il movimento danzato e anche alcune attività artistiche, diciamo, oltre alla danza, no? Concretizzeremo questa un po' questa linea. Chiaramente è un primo step, perché l'ideale sarebbe fare nel futuro anche delle continuazioni, Ma in modo da certo. approfondire un pochino. Ma, E è uno quindi dei sarà motivi per un il sì, è uno dei motivi per i quali, per esempio, noi abbiamo fra i nostri laboratori anche le costellazioni familiari. Non è che fai una costellazione e risolvi cioè risolvi chiaro. tutto, però Però è un approccio per capire come si lavora e dove, potresti arrivare. È chiaro che non può essere chiaro. una cosa saltuaria, ecco. Aprire una strada anche, no, Mh. dove poi da riprendere, sì. E quindi questo, no, dare forma alla propria vita e quindi sicuramente danzando, stando in contatto con gli altri, entrando in relazione attraverso la danza e attraverso esperienze condivise di movimento e di anche forma artistica, perché tutti noi siamo artisti, no, in questo senso. Allora ognuno di noi può trovare, degli stimoli e anche delle e soprattutto delle forme inaspettate di espressione di sé, sconosciute che diventano conosciute. E quindi questo è molto interessante secondo me nel percorso sia della Libera Università che di Scuola Agile, cioè di persone che Certo. stanno facendo un percorso di conoscenza di sé, di non è solo di conoscenza di sé, è proprio un percorso evolutivo. Conoscere questi ambiti per conoscersi e per conoscere gli altri e per portare anche messaggi nuovi, no, nella propria vita Certo. e quindi intorno a sé, nelle proprie Certo, relazioni. nell'universo anche direi, perché Chiaro? son tutte Eh, vibrazioni che da te poi partono e si allargano al tuo esatto, ambiente per arrivare a modificare, secondo me, la griglia, chiaro, energetica della Terra, perché per me è così che funziona. assolutamente. Sì, Anche ma perché allora quelle belle guarda vibrazioni vanno vanno esatto. vanno vanno in giro, no, e creano, Esattamente. sì, Secondo me l'altra cosa importante, sempre da sottolineare, che noi facciamo continuamente, è che la realtà è una nostra creazione.
è creata dai nostri pensieri, dalle nostre parole e dalle nostre azioni. Per Sì, certo. cui se noi lavoriamo sul andare incontro questo è proprio un principio della fisica quantistica, cioè se noi immaginiamo e desideriamo e mettiamo in atto delle cose per creare questa realtà, poi la realtà avviene, si crea, si precipita sul mondo fisico, capito? Quindi Sì. secondo me Se questo noi pensiamo, Adele, eh se noi sì, pensiamo, Adele, come son cambiate le nostre vite da quando avevamo, io parlo di me, dai 30 anni ad adesso che ne ho quasi 60. sì, Non mi sembra vero, cioè, come dire, riconosco perché sono sempre io, ma ho fatto, ho costruito delle cose che a quell'età non avrei immaginato. che Non vale avrei anche per me. immaginato. Vale anche per me questa cosa, chi Eh, poteva pensare. Però un po' siamo guidati secondo me, un po' dipende dalla nostra forza di volontà a portare avanti poi certi discorsi, poi le cose avvengono. Cioè è quasi matematico, non è che: sì, "Ah, perché tu sei fortunato", non sei fortunato. È no, un lavoro, è una tessitura che dopo un po' vedi il disegno e poi quella coperta ti potrà anche servire per non avere freddo, insomma, per abbellire la tua casa, ma dipende sempre da te fare la tessitura e siamo sempre sì, lì. Io mi sento di concludere questo nostro incontro parlando del fatto che alla fine tutti i neopedagogisti, perché io tale ritengo Rolando Toro, dicendo che noi dovremmo creare o fare della nostra vita un'opera d'arte, e questo è un leitmotiv di tutta la nuova pedagogia, perché lo dice Stefano Piroddi, perché lo dice Silvano Agosti, no? Che l'essere umano è un capolavoro e che noi dovremmo appunto mettere in campo tutto il bello che c'è nell'essere umano. E questa è una cosa, quindi io direi che questo è proprio un proposito, un nocciolo duro della nuova pedagogia, rendere la nostra vita un'opera d'arte. un'opera d'arte, sì. Per E in cui tante epoche diverse questo è stato detto, no, sempre Adele? detto, E sempre detto. ritorna, ritorna. Sempre, perché alla fine insomma, Sì. possono cambiare le cose effimere, ma le cose essenziali non cambiano, sono quelle, ecco. E allora che ti dico Nicoletta, mi ha fatto un sacco piacere chiacchierare con te e ci Grazie. vediamo il 6 e il 7 agosto a Campo Tagore con gli amici che vorranno partecipare e basta mandare una mail all'email che trovate sotto nel box del video e niente, che passa una meravigliosa vacanza adesso che ti stai rilassando, in Grazie, Adele. attesa di vederci e di fare questa magnifica esperienza. Grazie per questa intervista e anche a me ha fatto tanto piacere. E siccome ci credo tanto in quello che faccio, sento che è una grande occasione, no, Sì, per chi lo è. verrà, per chi vorrà partecipare e quindi insomma sarà una E anche per bella. noi, e anche per noi perché comunque è sempre uno scambio, maestri, allievi, c'è sempre uno scambio energetico, questa è una cosa meravigliosa. Va bene, allora ciao Nicoletta, ciao a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana con una nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Arrivederci. Ciao.